Nonostante l'età, mi piace guardare avanti e pensare che con l'opera delle mie mani lascerò un segno. Questo auguro a tutti i giovani, di perseguire in ogni campo l'eccellenza. Solo così potranno ottenere grandi risultati e lasciare una traccia nel loro percorso di vita. Queste le parole che lo scultore Francesco Dall'Orso avrebbe rivolto ai tanti giovani che anche quest'anno hanno arricchito il premio promosso dall'Associazione L'Agorà di Lavagna, che da 5 anni a questa parte porta il suo nome. Il discorso, scritto e riposto all'interno di una giacca che il maestro lavagnese si era già preparato in vista dell'appuntamento di fine marzo, è stato ritrovato dalla figlia e letto all'inizio della cerimonia di consegna dei riconoscimenti che si è svolta all'Auditorium Campodonico di Lavagna. Un testamento spirituale che insieme al suo ricordo ha accompagnato la quinta edizione del premio, la prima senza colui che tutti chiamavano Stea, scomparso il 16 marzo all'età di 98 anni. Sempre stato con noi nelle scorse edizioni ed era lui personalmente a consegnare le targhe ai ragazzi, incitandoli a proseguire quello che era il loro percorso. Se fosse qui oggi, che cosa gli direbbe ancora una volta? Ribadirebbe il concetto di perseguire sempre il bello, e questo è un qualcosa che non è facile da raggiungere, però ci vuole costanza, impegno, e lui diceva sempre: io sono orgoglioso di aver vissuto 100 anni con l'arte e vi auguro di avere la stessa fortuna di vivere tutta la vostra vita con le vostre passioni. I vincitori delle 5 categorie di concorso sono stati Andrea Vittoria Rizzi, atleta della Chiavari Scherma per lo sport, Anid Kulubo per la categoria fotografia, Marta De Vincenzi per l'arte, Danilo Lagomarsino per progettualità multimediale e Noa Schenone ed Edoardo Tealdo per la categoria letteratura. Quest'anno il premio speciale L'Agorà è andato al piccolo coro Anna e Aldo Faldi della Scuola di Musica Pucciarelli di Lavagna, che dopo la consegna del riconoscimento si è esibito in un brano dell'opera Brundibar.